Inaugurata al Caos la mostra dei prodotti bio. Ancora morti sul lavoro mentre si continua a discutere sul da farsi. Finanziaria finalmente al via. Calcio e basket nella pagina sportiva. Benvenuti a TVA Notizie. Emporio Sicilia Arte e Natura. Inaugurata al Caos la mostra dei prodotti biologici. C'è tanto da vedere ma anche da gustare. Il servizio di apertura di Arturo Cantella. Taglio del nastro stamani della manifestazione Emporio Sicilia Arte e Natura, il primo dei due appuntamenti prefissati oggi al Piazzale Caos alla presenza del sindaco della città, dottor Francesco Miccichè. L'iniziativa è una vetrina atta a valorizzare e promuovere i prodotti agricoli, creativi, identitari della Sicilia. Considerando il momento di crisi, la partecipazione è stata gratuita da parte degli espositori per riprendere l'attività dopo il fermo dovuto alla pandemia. L'iniziativa è voluta dalla Regione Siciliana, Assessorato Regionale Agricoltura. Il secondo appuntamento, 28-29 maggio, in Piazzale Moro ad Agrigento. Oggi è un giorno importante anche per Agrigento, è un evento che racchiude tante iniziative fondamentali per la nostra economia, i nostri prodotti biologici, la nostra cultura enogastronomica. Vi ricordo che questo è uno dei tasselli fondamentali affinché possa crescere la nostra cultura, perché queste sono le nostre tradizioni. Agrigento è una città d'arte, di cultura, di storia, di archeologia, e quindi anche questo è una fetta fondamentale affinché Agrigento venga conosciuta il resto della Sicilia e d'Italia. Oggi abbiamo questa mostra sui prodotti biologici, quindi ognuno di loro esporrà quello che producono. È fondamentale che un prodotto biologico arrivi nelle nostre tavole e naturalmente anche il messaggio che passa è che finalmente l'economia va riprendendo, siamo in una fase post-pandemica, anche se mi vedete con la mascherina, ma da buon medico io ancora non riesco a levarmela. Quindi buon inizio dei lavori e un in bocca al lupo a tutti coloro che sono presenti e che hanno in effetti voluto fortemente questa iniziativa. Ecco, ricordiamo giorno 27 e 28 per la prima volta Porta di Ponte sarà protagonista di un evento uguale. È importante perché ad Agrigento Centro non si era mai fatto un evento del genere. Sì, anche quello sarà importante perché oltre ad essere qui nel Piazzale Caos, che è un posto anche simbolico, vi ricordo che c'è la casa del nostro Pirandello, anche quindi questo evento verrà spostato in centro città e anche questo sarà un segno importante per queste iniziative. E così abbiamo voluto, anche perché l'assessorato regionale all'artigianato e all'agricoltura e alle risorse agricole ha voluto, e anche il comune, sostenere questa iniziativa, perché dopo 2 anni di chiusura i signori che lavorano nel campo della coltura e poi della cultura, perché la cultura è collegata alla coltura e diciamo, agricola, che è tipica nostra e artigianato, diciamo, hanno voluto che ci fosse una ripresa, un rilancio, che però ancora manca perché purtroppo la nostra economia è ancora in dissesto di questo tipo. E noi stiamo contribuendo insieme al Comune, insieme ad altri tanti che hanno aderito a questo rilancio con queste 2 fiere, 2 mostre di 2 giorni ciascuna, in cui l'ingresso tra l'altro è gratuito non solo per i visitatori ma anche per gli espositori, proprio a modo di rilancio della situazione economica, e noi siamo sicuri di riuscirci. Ringraziamo l'amministrazione, il sindaco qui presente, per essere intervenuto, per sostenere. Vi parlo solo delle transenne. Noi avevamo le transenne, quelle di plastica, che sono bellissime, mai violate da nessuno, però queste qua che ci ha fornito il Comune dimostrano la grande serietà di questa amministrazione nel volere sostenere le iniziative del Parco Letterario, perché volevo dire, come in altre interviste, che il Parco Letterario nel suo atto istitutivo c'ha proprio questo, la produzione, di rilanciare sempre i prodotti che noi chiamiamo tipici locali, ma noi li chiamiamo autentici locali, perché sono collegati al bio e quindi l'autenticità è diversa
dal tipico. Il tipico è una cosa e l'autentico è un'altra ed è sicuramente a un livello diverso e migliore. Cosa stiamo facendo? Cos'è che ci preparerà? Cosa potrà dare a chi viene oggi a degustare qui gentilmente? Oggi faremo delle pizze, del pane con i grani antichi siciliani, usiamo tumini e perciasacchi, prepareremo l'imbalato di Campobello fatta con cicoria e broccoletti, delle schiacciate con olio, pecorino e olive, prepareremo delle pizze con mozzarelli, crema di patate, pane attorrato e colatura di alici, delle focacce con cipolla, acciughe e delle seppe del pecorino. Poi ci sono dei crostini di pane con muste, che è una salsa dei cucungi, pomodorino, metteremo delle cipolla pagline di Castrofilippo. Insomma, un invito a venire a degustare questi odori, sapori e profumi che magari da tempo non riusciamo a farlo per via della pandemia. Sì, certo, si è fermato un po' tutto per un paio d'anni, adesso cerchiamo di riprendere. Anche l'arte oggi qui al Piazzale Caos, in questa manifestazione. Sì, dice l'arte metti da parte, ma io poi a un certo punto l'ho tirata fuori. Appena sono andato in pensione l'ho tirata tutta fuori. Ecco, come va oggi questa iniziativa che vede appunto tutto insieme, agricoltura, artigianato, insomma si ritorna diciamo... E tutto si sposa, perché poi alla fine gira intorno a un affetto antropico che è l'uomo, quindi voglio dire tutto quello che produce l'uomo e con questo effetto diciamo ridondante, specialmente se si sposa poi con il territorio, è un'ottima cosa diciamo, fare queste iniziative. Lei cosa espone attualmente? Io i miei dipinti sono dei quadri emozionali in cui sono vari stili, varie cose, in cui per ora sono in una fase di ricerca. Quanto prima poi farò una mostra vera e propria delle mie cose. Per ora ho il mio atelier in via Garibaldi al numero 17. Daniele Lardi, anche lei ha questa iniziativa organizzata qui a Piazzale Caos con un intervento artistico. Sì, io mi occuperò della parte artistica leggendo 2 poesie, delle letture, ma la cosa più importante è oggi questo ritrovarsi e questo valorizzare al massimo quello che è il nostro artigianato e tutto quello che riguarda la nostra terra, e le mie poesie ovviamente avranno il compito di mettere in risalto proprio questo, l'amore per la mia terra e per la mia città. Una strage infinita, quella degli infortuni sul lavoro, che continuano a mietere vittime. Sulla nuova tragedia di ieri sulla A19 tra Enna e Caltanissetta si registrano diverse prese di posizione. L'infortunio mortale, lo ricordiamo, è avvenuto sul viadotto Mulini della A19, da dove a causa del cedimento di un ponteggio è morto Vincenzo Martorana di Villabate, mentre un altro operaio è rimasto gravemente ferito. Che ci sia urgente bisogno di impegnarsi al massimo per incrementare la sicurezza sul lavoro e in particolare nei cantieri, lo ha ribadito l'assessore regionale alle infrastrutture Marco Falcone. E deve essere proprio la politica a fare la sua parte, visto che gli organi di controllo come l'Ispettorato del Lavoro con il suo nucleo Carabinieri agisce ogni giorno in tutte le province, ma servono leggi più severe. E veniamo alla finanziaria regionale, finalmente al via. Il via libera definitivo è arrivato nella tarda serata di ieri al termine di una lunga giornata caratterizzata da un faticoso lavoro di cucitura e di ricerca di quelle poche risorse disponibili per trovare la quadra. L'Assemblea regionale siciliana però ha approvato la finanziaria, l'ultima presentata dal governo Musumeci. Il tabellone di Sala d'Ercole alla fine segnerà 22 voti favorevoli e 10 contrari in un'aula che comprende complessivamente 70 deputati. È il segnale di una distanza sempre più ampia, probabilmente, tra l'esecutivo e una parte della maggioranza di centrodestra, dove diversi esponenti di Forza Italia e della Lega hanno deciso di astenersi. Assente giustificato il governatore Nello Musumeci in viaggio verso Sorrento per partecipare al forum Verso Sud.
Semaforo verde quindi ad una finanziaria da 800 milioni soltanto per l'anno in corso e a un bilancio che per il triennio 2022-2024 mobilita risorse per oltre 57 miliardi. L'ok finale tuttavia è stato in forse per gran parte della giornata. Un grande lavoro di squadra ma anche di leale confronto con il Parlamento, ha affermato il vicepresidente e assessore all'economia della regione siciliana Gaetano Armao, secondo cui ha prevalso il senso di responsabilità. Fino al tardo pomeriggio di venerdì, infatti, le parti in causa sono rimaste distanti e a rappresentare questa differenza di posizioni è stata la rappresentazione di 3 maxi emendamenti, il primo del governo, il secondo a firma dei gruppi di maggioranza e il terzo dell'asse di opposizione, Movimento 5 Stelle PD, ma alla fine ha prevalso la linea della trattativa e quando l'assessore al territorio Toto Cordaro ha annunciato al presidente di Sala d'Ercole Gianfranco Micciche che sui maxi emendamenti il governo si sarebbe rimesso all'aula è stato il segnale del disgelo. Leggo questa decisione come un atto di intelligenza e di educazione istituzionale da parte del governo, infatti ha affermato Micciche. Via libera anche al maxi emendamento delle opposizioni, PD e Movimento 5 Stelle sono rimasti critici ma hanno comunque consentito l'ok finale al DDL stabilità. Diverse le richieste delle opposizioni accettate, dall'ok ai distretti del commercio ai 200.000 euro di incentivi per chi acquista un'auto elettrica, passando per i 500.000 euro aggiuntivi da destinare agli enti che gestiscono le riserve naturali, ai 3 milioni per le edicole, ok anche ai certificati medici gratuiti per gli atleti disabili, misura che ha un costo di 100.000 euro, e ai 200.000 euro invece per gli albergatori dell'isola di Vulcano, alle prese con le emissioni di gas nocivo che hanno azzerato gli arrivi turistici. Entrambe le misure sono state presentate dal Movimento 5 Stelle. Attiva Sicilia brinda invece 10 milioni per sostenere il settore della pesca contro il caro gasolio, ma anche per i 500.000 euro destinati ai carnevali storici di Sicilia, compreso quello di Termini Imerese. Resta intatto, come chiesto da Diventerà Bellissima, il finanziamento già previsto lo scorso anno per l'aeroporto di Comiso, dove è in corso la fusione tra le società di gestione SAC e Soaco. Fratelli d'Italia incassa la norma che istituisce un contributo di 300 euro in favore delle donne colpite dalla perdita dei capelli per via di trattamenti chemioterapici, altri 30 milioni su suggerimento del deputato Movimento 5 Stelle Luigi Sunseri andranno a finanziare gli oneri necessari per incentivare la fuoriuscita dei lavoratori Blue Tech di Termini Imerese. In questo modo si punta ad agevolare centinaia di lavoratori a sganciarsi dalla cassa integrazione per approdare alla pensione, provando a ridurre drasticamente i numeri dei lavoratori rimasti nel bacino. Il giudizio finale di PD e Movimento 5 Stelle però resta comunque critico. Abbiamo votato contro una finanziaria inutile di un governo inutile, ha affermato il capogruppo Dem all'Ars Giuseppe Lupo. Sulla stessa linea Nuccio Di Paola, contraria la deputata leghista Marianna Caronia. Purtroppo abbiamo perso tante occasioni e opportunità, tra cui quella di dare una mano ai disabili, ha affermato in sede di dichiarazione di voto. Nelle norme approvate nei giorni scorsi invece ci sono i 326 milioni e 995 mila euro per i comuni e le città metropolitane e i 170 milioni destinati alla forestazione. Via libera anche al fondo regionale di 3 milioni per le emergenze di protezione civile. Restiamo in tema perché sulla finanziaria regionale interviene Margherita La Rocca Ruvolo. Vediamo. Dopo un percorso tortuoso di più giorni, finalmente questa notte all'1 abbiamo concluso la finanziaria. E al di là di questo momento di confronto, anche serrato in aula, comunque diciamo, i siciliani hanno avuto, come era giusto che fosse, una finanziaria di stabilità. Ci sono stati tantissimi capitoli e tantissime risorse, ne voglio citare alcune, dal consorzio di bonifica all'istituto zootecnico con somme considerevoli anche per delle assunzioni, al CIAPI, alla Banca dei Capelli, una serie di interventi. Certamente non aver avuto il passaggio nelle commissioni di merito, questo sicuramente ha allungato molto, diciamo così, l'iter. Una cosa che voglio dire per questo territorio
territorio e questo emendamento che è stato da me preparato di 160.000 euro è un emendamento che ho presentato io, anche perché mi ero confrontata col collega, con l'onorevole Mangiacavallo, a cui avevo detto proprio che il suo di 150.000 euro non andava a coprire le spese. Però, senza voler fare polemica con nessuno, i diretti interessati sanno bene come sono andate le cose. Le persone che sono venuti a cercarmi per portare avanti questo emendamento hanno seguito passo passo, anzi hanno collaborato con me, perché sono andati al comune, hanno chiesto quant'era il debito e poi me lo hanno comunicato. Al netto di questo, la cosa importante è che si sblocca una somma che consentirà di poter finanziare il complesso monumentale di Santa Margherita, che è per un importo di 7 milioni di euro, che è una cifra considerevole, che darà uno sviluppo in più al territorio di Sciacca. E come sempre ho detto in quest'ultimo periodo, Sciacca è al centro di un vasto territorio. Se cresce Sciacca, cresciamo tutti, crescono i paesi vicini e si fa sinergia insieme, senza guardare ai singoli orticelli. Un convegno sul recupero del teatro di Eraclea Minoa. C'è un'intervista con Valentina Caminneci. Cattolica Eraclea, con il suo teatro di Eraclea Minoa, ieri è stata al centro dell'attenzione dell'Ente Parco della Valle di Agrigento con un'iniziativa lanciando un concorso di progettazione per il recupero del teatro che, per via del clima e la vicinanza al mare, tende a sfaldarsi. Per questo attualmente è coperto da un cappotto plastico. Stamani la visita direttamente alla tensostruttura tra i relatori dell'iniziativa, archeologa Valentina Caminneci. La ricerca archeologica sul sito di Eraclea Minoa, qual è il punto? Allora, il mio intervento si occuperà un po' di ripercorrere la storia delle indagini ad Eraclea, che iniziano nel 1950 da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali, e viene messo in luce il teatro e un cospicuo settore dell'abitato risalente all'età tardo-ellenistica. Il mio compito è quello un po' di chiarire qual è il ruolo del teatro di Eraclea dal punto di vista archeologico, nell'ambito di una riflessione ampia sullo sviluppo dell'architettura teatrale in Sicilia e quindi con i dovuti confronti con la Magna Grecia e con la madrepatria, appunto con la Grecia stessa. È molto interessante il rapporto che si pone tra il teatro di Eraclea Minoa e il teatro appena scoperto di Agrigento, che potrebbe aver avuto una sua prima fase. Questa è un'ipotesi ancora al vaglio dell'equipe scientifica che si sta occupando dello scavo del teatro, una prima fase che sembrerebbe dal punto di vista planimetrico molto simile a quella del teatro di Eraclea. Quindi il teatro di Eraclea potremmo dire che si trova all'inizio di una lunga storia dell'architettura teatrale, che poi avrà grande influsso e grande riflesso sul sviluppo degli edifici di riunione e di spettacolo. Pensiamo anche nell'architettura moderna che tutti gli edifici destinati appunto alla riunione, pensiamo alle nostre aule parlamentari per esempio, hanno come ricordo nella loro planimetria e nella loro impostazione proprio il teatro greco. Vi ringrazio. Il cammaratese Giacomo Zimpardo, titolare di un panificio nel comune montano dell'Agrigentino, è stato nominato vicepresidente di Assipan Confcommercio. La nomina di un agrigentino ai vertici nazionali di Assipan, dice Giuseppe Caruana, presidente di Confcommercio Agrigento, ci inorgoglisce e ci stimola ad andare avanti. La sorella di Giovanni Falcone, Maria, sulle amministrative di Palermo, chiede di prendere le distanze da chi è stato condannato per mafia. Francesco Milano. Continua a far discutere l'appoggio di Marcello Dell'Utri e Toto Cuffaro al candidato sindaco di Palermo Roberto Lagalla. L'ultima a essersi espressa al riguardo è Maria Falcone, sorella del magistrato ucciso dalla mafia il 23 maggio 1992, che afferma: dovrebbe essere assolutamente scontato, ma evidentemente non lo è, che chi aspira a rappresentare la capitale dell'antimafia, la città di Falcone e Borsellino, senza alcuna titubanza prenda posizione, rifiutando endorsement di personaggi impresentabili.
Eppure, continua, a pochi giorni dal 30° anniversario della strage di Capaci ci troviamo costretti a chiedere a chi intende amministrare Palermo di dire parole chiare contro i mafiosi e chi li ha aiutati e di ripudiarne appoggi e sostegno, conclude. Prima di Maria Falcone si era espresso Alfredo Morvillo, fratello di Francesca ed ex magistrato, che qualche giorno fa ha detto: a 30 anni dalle stragi la Sicilia è in mano a condannati per mafia. C'è una Palermo che gli va dietro, se li contende e li sostiene. Dopo Morvillo, ieri anche il centro Pio La Torre ha chiesto ai candidati di assumere una posizione esplicita. Le stesse accuse sono state rivolte al governatore della Sicilia, Nello Musumeci, dal presidente della Commissione regionale antimafia e candidato alle prossime elezioni regionali, Claudio Fava. Rivendico il diritto di Dell'Utri e Cuffaro di dare consigli dopo aver scontato la loro pena, ha affermato, ma non è tollerabile che a chiedere loro dei consigli sia il presidente della regione. Chiedo a Nello Musumeci che il 23 maggio e il 19 luglio non si presenti con il petto gonfio di lacrime, perché la mafia si combatte anche con un minimo di coerenza, ha concluso. Il tema assume ovviamente maggiore importanza a pochi giorni dal 30° anniversario della strage di Capaci. Per molti è inaccettabile che chi aspiri ad amministrare Palermo o la Sicilia sia sostenuto da personaggi come Cuffaro e Dell'Utri, il primo condannato per favoreggiamento a Cosa Nostra, il secondo per concorso esterno in associazione mafiosa. Alle accuse ha risposto il candidato sindaco di Palermo, Roberto La Galla, affermando che si tratterebbe della solita macchina del fango agitata da una certa sinistra. Anche Cuffaro e Dell'Utri si sono difesi, ribadendo il loro ruolo. Non decidiamo noi, ci limitiamo a dire chi ci piace, hanno affermato. Il 6 maggio scorso a Bivona si è tenuto il 7° torneo di calcio studentesco e il secondo Memorial Vincenzo Busciglio. Sull'evento abbiamo realizzato uno speciale che andrà in onda oggi alle 16 e in replica alle 23:30 e domani alle 11. L'impegno per una mobilità sostenibile a Messina. Ascoltiamo Santino Cannavò della UISP. L'ultima volta l'abbiamo fatto nel 2019, il Bici in città, quindi quasi 3 anni. E il tema è che con Bici in città noi riproviamo a rimettere al centro, perché ce n'è grande necessità, il tema della mobilità sostenibile. Quindi della possibilità di fare una svolta decisiva su quelli che sono gli aspetti della mobilità in questa città, come? Attraverso sicuramente la riqualificazione urbana, ma anche attraverso la diffusione di una nuova cultura dell'uso dei mezzi sostenibili. Penso alla bicicletta, penso al camminare, e questo senz'altro deve stare in sinergia con quelle che sono le strategie e le strategie della città, e in questo momento lo cogliamo in pieno. Siamo in fase di elezioni, siamo in fase di organizzazione e di costituzione di chi dovrà governare questa città. E quindi è importante che chi governi questa città sappia a pieno titolo che non può mancare nel suo programma un'attenzione particolare al tema della mobilità sostenibile, che poi in genere è l'elemento base per la qualità della nostra vita. Ognuno di noi fa giornalmente dei percorsi che sono casa scuola, casa lavoro, e questi percorsi li ripetiamo giornalmente migliaia di volte. Quindi già lavorare semplicemente su una organizzazione di questi percorsi, ormai ci sono delle leggi in questo senso molto orientate. Ci sono i piani scuola-lavoro, ci sono i mobility manager che ci debbono stare dentro le scuole, che ci debbono stare dentro le aziende. Questa città solo se facesse un passo del genere ridurrebbe almeno del 40% quelli che sono i percorsi che giornalmente facciamo. Calcolate che questa cosa incide moltissimo, non solo sulla qualità della vita. È la città che ha più inquinamento acustico, abbiamo questo record a Messina, e dall'altro lato abbiamo un'incidenza bassissima di quelle che sono le piste ciclabili, ma il problema non è fare i ghetti, le piste ciclabili per i ciclisti, è regolamentare il traffico perché ci sia un diritto di cittadinanza per chi utilizza mobilità dolce. Poi tra l'altro anche tutto questo sta dentro un progetto integrato che è quella la riduzione delle emissioni di CO2, non sono cose che se ne inventa la WISP, sono delle cose che per le amministrazioni che vorranno governare questa città debbono stare al centro della loro agenda politica. Ecco, Bici in città è tutto questo, è prevenzione sanitaria. Il 25% dei bambini da 8 anni è obeso. Noi abbiamo 150.000 sedentari in questa città, è un grido il nostro, è un grido, un'attenzione, ma è anche un'accusa, ma è anche un progetto politico, un progetto di riorganizzare la città intorno a un emblema, la bicicletta, questi pochi chili di metallo con una tecnologia semplice però che può rivoluzionare il mondo. Questo è Bici in città.
Emergenza infinita per il cimitero Rotoli a Palermo. Adesso anche i furti. Vediamo. Varie bare che ci sono poi anche accatastate. Lasci vedere il bar, la sporcizia che è imperante. Questo è uno che sta per... Però dico, la situazione è abbastanza di emergenza, bar. Sì, non fanno entrare a nessuno. Ed è uno schifo. Quasi un mese che non fanno entrare nuove persone anziane. Addirittura si parla anche uno in questo momento. Se ne pensa, già siamo stati molto tempo fa qua, per com'era, abbiamo ritrovato. Poi non c'è neanche un ramo spostato da un portale. Là ci sono degli alberi abbattuti sopra le tombe, c'è un manicomio. Ci sono anche praticamente a quanto pare dei furti di vasetti di rame. Sì, di tutto qua succede. Vabbè, ma quello anche i fiori, questa è una cosa... sarebbe la cosa più stupida, ma guardiamo dove sono questi poveri disgraziati. Pure c'è mio padre qua che io andacci mi devo mettere doppia mascherina. Da quanto è suo padre nel deposito? Mio padre è da poco, da 14 marzo, ma io ho visto bare che sono da molto di più. Cioè, ma lei si immagina, ma i soldi dove sono? Chi se li mangia? Però per tutte le feste e i festini si trovano, queste sono le cose importanti. Sono bare buttato ovunque, aperti, liquidi a terra, c'è un manicomio. Ecco. Niente, c'è il decreto completo. Per lo sport, ampia pagina di calcio e basket dopo la pubblicità. E siamo alla pagina sportiva con la panoramica sulla domenica calcistica dei campionati minori a cura di Carmelo Lentini, che ci parla anche dei nuovi arbitri. Ultimo lavoro di rifinitura e poi tutti in attesa per la sfida contro il Don Carlo Misilmeri questo sabato per una finale regionale che prevede sugli spalti dello Stadio Seneto il pubblico delle grandi occasioni. Indubbiamente si tratta della sfida tra due squadre che hanno meritato questo epilogo per aggiudicarsi il passaggio alla fase nazionale playoff. Entrambi i mister presenteranno sul rettangolo di gioco i migliori schieramenti possibili, per cui ci sono tutti gli ingredienti possibili per poter assistere ad una gara ad alta tensione. L'Acregas, per superare questo ostacolo regionale, non deve assolutamente perdere ed è a favore a 2 risultati su 3. Anche un pari con qualsiasi risultato darebbe diritto alla compagine biancazzurra di accedere alla fase nazionale. Come in ogni sfida che si rispetti, nessuna anticipazione sul probabile schieramento, ma appare chiaro che Nicolò Terranova saprà giocarsi le proprie carte anche nelle sostituzioni. Per quanto concerne il Don Carlo Misilmeri, anche da parte palermitana vige il più stretto riservo e il tecnico Salvatore Utro mantiene un alone di mistero sull'11 da schierare. In stagione Acregas e Don Carlo Misilmeri hanno dato vita a sfide molto combattute. Si sono incontrate 2 volte in campionato, con un pari al Giovanni Aldisio per 1-1 e ricordiamo con le reti di Concialdi su calcio di rigore e pareggio di Majorano, mentre all'Esseneto una rete di Pavisic, anche questa su penalty, decretò la vittoria biancazzurra. Adesso arriva la terza partita ed è quella che vale più di tutte. Acregas Don Carlo Misilmeri sarà una sfida tutta siciliana, compresa la terna arbitrale. Infatti la gara dell'Esseneto, ricordiamo all'inizio alle ore 16, sarà diretta da Francesco Comito di Messina, mentre gli assistenti saranno Francesco Quattrotto di Messina e Salvatore Girolamo Cucci di Trapani. Francesco Comito, l'arbitro, non ha mai diretto l'Acregas, ma il Don Carlo Misilmeri sì. Infatti, in stagione ha già arbitrato un paio di partite della squadra palermitana. Infatti ha giocato contro l'Enna e la partita è terminata 2-2, mentre con l'Oratorio Marino è stata vinta per 3-1. Entrambe le partite sono state disputate a Misilmeri. Ed ora spazio all'intervista della vigilia con il tecnico acregantino Nicolò Terranova.
Mister, quali sono le tue sensazioni, le tue emozioni in vista della finale playoff contro il Misilmeri domenica ore 16 Stadio Seneto di Agrigento? Positive, sensazione positiva, anche perché stiamo attraversando un buon momento, la squadra è in salute, la squadra è in fiducia, sappiamo di affrontare un avversario difficile, un avversario tosto, un avversario che è stato costruito assieme al Canicattì per vincere o stravincere il campionato. Hanno investito tanto, una squadra molto esperta, una squadra sorniona, ma che ha tanti giocatori imprevedibili che possono risolvere la gara in qualsiasi momento. Noi dobbiamo essere bravi nel confermare quello che abbiamo fatto di buono in questo finale di campionato, soprattutto negli ultimi 2 mesi da quando sono arrivato io. I ragazzi mi stanno seguendo, abbiamo un trend positivo che ci dà fiducia. Tatticamente, tecnicamente, che gara ti aspetti domenica? Mi aspetto una gara tirata, una gara equilibrata fino alla fine. Ho detto alla squadra di non pensare di avere il doppio risultato a disposizione, perché sarebbe un atteggiamento sbagliato. È la mia 4ª partecipazione nei playoff da secondo, e quindi un po' di esperienza ce l'ho, i ragazzi mi stanno seguendo in tutto quello che facciamo la settimana. I playoff che partite sono, mister? Sono delle finali, sono delle partite da dentro fuori. La squadra soprattutto nelle ultime 3-4 gare ha affrontato sempre partite molto tirate, vedi il derby, vedi Canicattì, vedi Manzarese, vedi Misilmeri stesso, quindi ci siamo abituati a questo tipo di gare. Ripeto, Misilmeri è una squadra esperta, dove ci sono giocatori che fino all'anno scorso disputavano campionati di Serie D, addirittura qualcuno nei professionisti, quindi sappiamo che l'avversario è tosto, sappiamo che l'avversario è stato costruito per vincere il campionato, però la nostra, diciamo, fra virgolette, gioventù ci deve aiutare ad affrontare con disinvoltura la gara. Il fattore campo può essere un'arma in più per l'Akragas? Mi aspetto il pubblico delle grandi occasioni, sappiamo quanto ci tiene questa città, sappiamo quanto sta soffrendo per via del fatto che l'Akragas non può disputare questi campionati. Siamo qui, aspettavamo questo momento per portare in massa gente allo stadio. Nel campionato di prima categoria, domenica prossima, iniziano i playoff per la conquista della categoria superiore, vale a dire la promozione. In gara ci sono il Gemini di Renato Maggio che, dopo aver eliminato in semifinale l'Atletico Favara, affronterà un triangolare, cui parteciperanno l'Accademia Trapani, Gemini per la provincia di Agrigento e Villarosa per quanto riguarda la provincia ennese. Quindi si tratta dei gironi A, B e C. Domenica prossima 15 maggio la compagine agrigentina sarà ospite dell'Accademia Trapani, mentre mercoledì 18 maggio ospiterà il Villarosa. Per accedere al campionato superiore di promozione si deve vincere il triangolare tra le squadre che hanno superato le finali dei rispettivi gironi A, B e C, ma vediamo il calendario cosa prevede. Accademia Trapani Gemini Calcio domenica 15 maggio, Gemini Villarosa il 18 di maggio, quindi mercoledì, e infine Villarosa Accademia Trapani domenica 22. Chi totalizza più punti vincerà il campionato. Ed ora cambiamo argomento e parliamo invece di arbitri. L'organico dell'AIA di Agrigento si arricchisce di 18 nuovi giovani arbitri. Tanti sono stati coloro i quali hanno superato gli esami dopo un corso e valutati dal presidente di commissione Giovanni Vetri della sezione di Enna, rappresentante del CRA Sicilia, insieme alla commissione interna formata dal presidente Gero Drago e da Alfonso Aquilina e Calogero Giardina. I 18 ragazzi si sono dapprima cimentati nello svolgimento dei quiz tecnici e successivamente hanno affrontato un colloquio confronto orale. Tra di loro anche una ragazza che si chiama Carlotta Frumusa. I 9 fischietti agrigentini sono tutti giovanissimi e hanno un'età media di 17 anni. Presidente, la sezione AIA di Agrigento si arricchisce di linfa giovane, sono infatti 18 i nuovi arbitri che fanno parte della sezione AIA di Agrigento che hanno superato l'esame.
Sì, anche questa sezione di esami è andata alla grande, 18 nuovi arbitri faranno parte della nostra sezione, un'età media di 17 anni, quindi molto giovane, c'è pure una ragazza, insomma la dimostrazione che la nostra sezione è sempre più attrattiva, quest'anno è la seconda sezione di esami, ne avevamo fatta una a gennaio con 35 ingressi, tanti nuovi giovani si avvicinano all'AIA, si avvicinano al mondo dell'arbitraggio perché stanno iniziando a capire che il nostro è un ambiente sano, un ambiente dove si può fare sport, dove si può crescere dal punto di vista culturale, associativo, sociale, e quindi la nostra grande soddisfazione è vedere che ad ogni corso abbiamo sempre più iscrizioni e soprattutto vedere i genitori entusiasti nel portare i loro ragazzi all'interno della nostra sezione, all'interno del nostro mondo. Essere arbitro oggi significa essere principalmente un atleta. Ricordo che ogni arbitro di calcio percorre circa 14 km ad alta intensità in una gara di Serie A, quindi l'obiettivo primario che noi abbiamo è quello di farli diventare degli atleti e poi naturalmente crescerli dal punto di vista umano. E entrare a 14 anni e iniziare a imparare a prendere delle decisioni in pochi secondi sicuramente proietta questi ragazzi verso un futuro anche lavorativo, sociale, sicuramente costruendo una personalità molto forte. Presidente, il fatto che questi nuovi arbitri abbiano 17 anni o meno sfatano il tabù secondo il quale i nuovi arbitri volevano praticare questa attività, questo sport, questo lavoro, chiamiamolo come vogliamo, solo perché come dire, muniti di tessera entrare negli stadi a livello nazionale. Sì, guarda, quello della tessera è sicuramente un incentivo. Ricordo che gli arbitri di calcio, una volta diventati ufficialmente tesserati nostri, possono accedere a tutti gli stati d'Italia e quindi è sicuramente un incentivo e molti giovani ne usufruiscono, ma i vantaggi sono tantissimi, sono altri. La possibilità di poter avere una piccola paghetta che a una certa età sicuramente fa comodo e quindi li rende autonomi, la possibilità di poter frequentare un ambiente sano dove ci sono colleghi di tutte le età che poi diventano come dei fratelli e quindi dei punti di riferimento. Ma non dimentichiamo anche che noi per esempio nella nostra sezione premiamo ogni anno il miglior arbitro non solo dal punto di vista tecnico ma anche dal punto di vista scolastico, quindi si entra in un percorso di crescita umana formativa sicuramente di alto livello, che oggi in una società che sappiamo tutti è sempre più allo sbando in generale, dove c'è sempre meno investimento presso le strutture sportive, presso gli impianti sportivi, i genitori sicuramente hanno la possibilità a costo zero di poter portare i propri ragazzi, le proprie ragazze in un ambiente di assoluto rispetto. Quindi il nostro invito è quello di continuare a invitare le famiglie a rivolgersi all'Associazione Italiana Arbitri per far iscrivere i propri figli e i ragazzi farlo autonomamente, e ricordo che adesso grazie al presidente Trentalancia, al nuovo comitato nazionale, si può anche continuare a giocare a calcio, quindi essere tesserati per una società di calcio fino all'età di 17 anni e fare l'arbitro, quindi quei ragazzi che volessero svolgere entrambe gli hobby possono farlo tranquillamente. Basket, playoff della Fortitudo Moncada che gioca contro Imola. Vediamo. Dopo settimane travagliate e di lunga attesa, finalmente sono arrivati i playoff per la squadra della Fortitudo Agrigento, prima in classifica da diversi mesi, aritmeticamente prima da quasi un mese. L'avversaria per i ragazzi del coach Catalani è la Andrea Costa Imola, ottava nel durissimo ed equilibrato girone C. La Fortitudo, dopo questi giorni complicati segnati dalla scomparsa del patron Salvatore Moncada e dalle assenze pesanti dell'ultimo match contro Cassino come Grande, Morici e Peterson, cerca di ritrovare la condizione ottimale e arrivare quindi al meglio per gara 1 e gara 2. Entrambe si svolgeranno al Pala Moncada grazie appunto alla posizione in classifica conquistata in questa regular season. Domenica alle ore 18 andrà quindi in scena gara 1, mentre martedì alle ore 20:30 il secondo round. Dopo l'emozionante esordio di domenica arriva il primo vero banco di prova per Lorenzo Ambrosin, tornato ad Agrigento con il sogno di riportarla in Serie 2. Il coach Catalani ha affrontato una settimana molto complessa per la squadra da un punto di vista emotivo e fisico, ma è pronto a dare battaglia a Imola. Iniziano così i nostri playoff affrontando l'Andrea Costa Imola, squadra dello spiccato talento offensivo e un ottimo collettivo. Noi arriviamo a questo punto della stagione, continua il coach,
dopo una regular season di grande livello, ma adesso dovremmo azzerare tutto ciò che abbiamo fatto, perché da ora in poi esiste solo quello che abbiamo davanti e non quello che abbiamo alle nostre spalle. Ogni nostro sforzo mentale adesso è rivolto alla serie con Imola. Sappiamo di avere di fronte un avversario pericoloso, con esterni del grande estro e lunghi dinamici. Dovremmo quindi, conclude il coach, essere solidi dal primo minuto, approcciando con grande attenzione a una squadra che durante il campionato ha dimostrato di poter essere competitiva con tutti. Bene, è tutto con lo sport, grazie per la vostra attenzione e buon fine settimana.